benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Messina Denaro, arrestati i 3 complici insospettabili, compreso un architetto nel milanese e un tecnico radiologo di Mazara. Il boss comprava in tutta tranquillità moto e auto e otteneva assistenza medica in tempi record. La procura di Palermo, sempre fitta l'omertà tra i suoi devoti. Ancora bullismo tra le ragazze. A Lentini una quindicenne pestata a sangue da una coetanea. Dopo un diverbio in gita scolastica, la resa dei conti in città. La vittima in ospedale con il naso fratturato. Al largo delle coste gelesi, in via di completamento, la realizzazione dei 4 pozzi sottomarini e dell'impianto di trattamento del gas naturale. Da questa estate produrranno quasi la metà del fabbisogno nazionale. Malgrado la siccità, a Palermo metà dell'acqua erogata si disperde, uno spreco inammissibile. Per la mancanza di piogge, gli invasi siciliani sono semivuoti. A Ragalna, imprenditori acquistano privatamente le telecamere da installare in territorio comunale per stanare incivili e piromani. Il comune, alle prese con tagli e bilanci da far quadrare, dà il via libera e prende un impegno. L'arcivescovo di Catania Renna: dal mistero della Pasqua impariamo a vivere con responsabilità e senso di pace. La speranza cristiana non deve fermarsi davanti al buio della morte e della violenza. Ad Agrigento, interpretato nella cattedrale il pianto della Madonna di Jacopone da Todi sulle ultime fasi della vita di Cristo. Ester Pantano nei panni di Maria. Calcio, crocevia Giuliano per il Catania. Domani ai rossazzurri serve una vittoria per scacciare la crisi e lasciare la zona calda della classifica. Bentrovati. Messina Denaro, arrestati 3 complici insospettabili. Il boss comprava in modo regolare moto e auto e otteneva assistenza medica a tempi record. La procura di Palermo, ancora fitta l'omertà tra i suoi devoti. Laura Spanò. Nuovo colpo alla rete di fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del Rossi hanno arrestato per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile, responsabile del servizio lavori pubblici del comune di Limbiati in provincia di Monza Brianza, e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo Cosimo Leone, e per concorso esterno in associazione mafiosa Leonardo Gulotta, agricoltore, tutti insospettabili. Gentile avrebbe ceduto la sua identità a Messina Denaro dal 2007 al 2017. Leone, secondo gli investigatori, è l'uomo che ha avuto un ruolo importante nella trafila sanitaria. Gulotta avrebbe fornito un'utenza telefonica al boss dal 2007 al 2017 e con gli arresti arriva anche l'atto d'accusa della procura, che parla di totale omertà che avvolge come una nebbia fittissimo tutto ciò che è esistito attorno alla figura di Messina Denaro, alle sue relazioni e ai suoi spostamenti, un'omertà definita trasversale che ha precluso agli inquirenti di avere spontanee notizie anche insignificanti. Nessuno di coloro i quali ha in qualche modo favorito Messina Denaro si è mai presentato spontaneamente alle forze dell'ordine. Il boss si era infatti costruito attorno a una rete di persone che gli era completamente devota, anche sapendo che una volta scoperti potevano finire in carcere. Gli investigatori ancora oggi lavorano sulle migliaia di documenti e pizzini ritrovati nell'ultima abitazione di Messina Denaro in vicolo San Nicola a Campobello, ma l'atto d'accusa della procura di Palermo non risparmia medici e operatori sanitari, da cui gli inquirenti lamentano di non avere ricevuto aiuto. Così, se per un paziente normale accedere a qualsiasi servizio sanitario in Sicilia è un problema insormontabile, ad un latitante stragista era consentito di poter usufruire del sistema sanitario nazionale, di quello Stato che lo cercava da 30 anni, avere corsie privilegiate e godere di assistenza immediata. Bullismo tra ragazze. A Lentini una quindicenne pestata a sangue da una coetanea. Dopo un diverbio in gita scolastica, la resa dei conti in città. La vittima in ospedale con il naso fratturato. Francesco Aloi. Avevano scelto il centro per chiarirsi, poi però è finita male. Nessuna pace, anzi. E così tra 2 quindicenni di Lentini è scoppiata la lite. E così una quindicenne di Lentini ha aggredito una sua coetanea di Carlentini. Entrambe frequentavano questa scuola.
ma ancora non si sa molto. Pare che le due ragazze fossero compagne di classe. Sarebbero state in gita, qualche parola di troppo e poi al ritorno la decisione di incontrarsi. Una discussione dove a parlare però sarebbero state le mani. Una delle due avrebbe avuto la peggio, naso fratturato, unghie delle mani saltate e ciuffi di capelli a terra. Violenza che Lentini condanna, anche se non tutti vogliono parlare. I reati di delinquenza ormai se ne contano a non finire mai. Quindi. Ma condanni questo gesto? No, io sono contro, perché per me per instaurare un rapporto, l'amicizia oppure la buona educazione è il primo di tutto. La notizia sta rimbalzando su giornali e social, ma la vittima dell'aggressione non ha ancora sporto denuncia. La polizia, infatti, sta indagando quasi alla cieca per capire cosa è accaduto veramente. Al largo delle coste gelesi è in via di completamento la realizzazione di 4 pozzi sottomarini e del relativo impianto di trattamento del gas naturale, in modo che dall'estate prossimo la produzione annuale dell'impianto possa superare il 1 miliardo di metri cubi, pari a quasi il 40% del fabbisogno nazionale. Gera Italia. Argo Cassiopea diventa realtà e in via di completamento la realizzazione dei 4 pozzi sottomarini e dell'impianto di trattamento del gas naturale nell'ambito dello sviluppo dei giacimenti al largo delle coste gelesi. Le riserve sono stimate in circa 10 miliardi di metri cubi di gas e la produzione annuale di picco supererà il 1 miliardo di metri cubi, pari quasi al 40% del fabbisogno nazionale. Enimed e Saipem hanno fatto il punto dello stato di avanzamento di lavoro a bordo della Saipem 10.000, la nave che sta conducendo le fasi di perforazione. Il progetto cardine del protocollo d'intesa del 2014 vedrà la sua piena realizzazione e messa in produzione già nell'estate del 2024, come conferma l'amministratore delegato di Enimed, Alina Pomar. Il gas di produzione dei 4 pozzi sottomarini di Argo Cassiopea verrà convogliato all'interno della pipeline da 60 km che abbiamo già posato nell'estate, per poi approdare all'interno della bioraffineria di Gela e arrivare alla stazione di trattamento e compressione, nel quale il gas verrà portato a specifica SNAM per poi poter entrare nella rete nazionale, contribuendo con una portata attesa di picco di 1,5 miliardi di metri cubi annui. È un progetto che noi amiamo definire a chilometro zero, che consente di sviluppare delle risorse nazionali, contribuendo in parte ovviamente alla crisi energetica e sicuramente uno step importante nella transizione energetica che stiamo vivendo. L'avvio dell'impianto consentirà al territorio di recepire le royalties estrattive grazie alla nuova disciplina recentemente approvata all'ARS sulle estrazioni offshore. Messina, in commissione Punte, il no del leader di Europa Verde Bonelli. Il cavalcavia e la sua critica radicale stravolgerà la città. Non esiste un progetto vero. Integreremo, annuncia Bonelli, il nostro esposto contro l'opera. Francesco Triolo. Perplessità, dubbi, la preoccupazione che il ponte sullo stretto stravolga il tessuto dell'intera città per i prossimi decenni. La presenza del portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, a Messina in audizione davanti alla commissione Ponte del Comune è stata l'occasione per portare la voce del popolo dei contrari nell'aula consiliare. Bonelli ha sottolineato come non esiste un'analisi costi-benefici dell'opera, ma che si sta andando avanti alla carlona con la delineazione di un rapporto che legherà lo Stato al consorzio Eurolink per i prossimi anni, tutto a spese dello Stato italiano. Bonelli ha anche evidenziato come ancora non vi sia stata alcuna risposta alle 68 osservazioni fatte sul progetto. Gli atti sono tenuti riservati, ha detto, e noi siamo pronti a presentare un esposto all'Unione Europea. Intanto però lavora all'integrazione di quello presentato alla Procura di Roma e sul quale è stata aperta un'inchiesta. Un messaggio chiaro Bonelli lo ha lanciato all'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Noi andremo avanti in maniera molto determinata, non lasceremo senza respiro. Io glielo dico a Ciucci, mi dispiace, ma sarò il suo incubo da questo punto di vista. Lo dico con molta serenità e rispetto, perché le vere priorità della Sicilia sono altre. Salvini sta facendo una grande forzatura e si sta prendendo una grossa responsabilità, ha aggiunto Bonelli. Al suo fianco c'era la responsabile trasporti di Sinistra Italiana Maria Campese, che invece ha evidenziato come Sicilia e Calabria abbiano la necessità di potenziare le infrastrutture viarie interne per una mobilità vera. Il ponte senza queste diventa inutile, ha detto.
Nella nostra regione incombe la siccità, eppure in Sicilia, in particolare a Palermo, metà dell'acqua erogata si disperde. Uno spreco inammissibile. Per la mancanza di piogge, infatti, gli invasi siciliani sono semivuoti. Marco Gullà. Quasi paradossale. La siccità incombe, eppure in Sicilia, e in particolare a Palermo, l'acqua viene sprecata, o forse meglio buttata. In occasione della giornata mondiale dell'acqua, l'Istat ha presentato l'annuale dossier sull'uso di uno dei beni più preziosi in assoluto, e in Sicilia se ne spreca abbastanza. Metà dell'acqua immessa nella rete della città di Palermo si disperde in 1000 rivoli o viene prelevata irregolarmente come allacci abusivi. Di 345 metri cubi d'acqua pro capite che viene immessa negli impianti, ne arriva a destinazione esattamente la metà, 173 metri cubi. Palermo è anche la città italiana che dopo Cagliari, tra i capoluoghi di regione, disperde più metri cubi d'acqua al giorno per chilometro di rete idrica, circa 100. Ma perché accade tutto questo? Le infrastrutture che dalle sorgenti e dalle vasche di raccolta dell'isola dovrebbero portarla fino alle città e alle nostre case sono vecchie e con poca manutenzione all'attivo. Dati preoccupanti se si considera che ci avviamo verso una stagione, l'estate, in cui a causa della mancanza di piogge gli invasi sono semivuoti. Sarebbe il caso di non sottovalutare quello che potrebbe rappresentare un problema decisamente preoccupante per la nostra terra. A Ragalna gli imprenditori hanno acquistato a spese proprie le telecamere da installare in territorio comunale per stanare incivili e piromani. Il comune, che ha le prese con tagli e bilanci da far quadrare, dà il via libera e prende un impegno. Vediamo quale con Tonino De Mana. Quello che vedete è uno dei tanti incendi che hanno incenerito le campagne di Ragalna. Questo è invece quel che resta di un ulivo secolare. Paesaggi brulli che fanno da contraltare alla bellezza di un territorio patrimonio dell'umanità deturpato da gente senza scrupoli. È in queste colline che si producono fichi d'India, vino ed olio extravergine d'oliva di altissima qualità, ed è per questo motivo che un gruppo di imprenditori, venendo incontro alle esigenze degli enti locali, alle prese con tagli e bilanci da far quadrare, ha acquistato 6 telecamere da far installare in punti sensibili, zone trasformate in discariche a cielo aperto. Già a settembre dell'anno scorso, l'ultimo episodio grave, è partito, qualcuno ha dato fuoco appunto a un cumulo di rifiuti abbandonati e spinto dal vento il fuoco è arrivato ai limiti della collina, avrebbe creato veramente un disastro irreparabile da un punto di vista ambientale e anche imprenditoriale. Di tasca vostra avete comprato le telecamere, quando entreranno in funzione? Ma infatti ce lo stiamo chiedendo tutti gli attori del progetto. Il sindaco ha accolto con grande rapidità questa nostra offerta, perché la sinergia in questi casi è fondamentale. Il comune non ha tanti mezzi, noi cerchiamo di metterci qualcosa, loro hanno l'autorità giudiziaria, giuridica per poterlo fare. Però sono passati 3 mesi, dove sono le telecamere? Dovrebbero essere al comune. Risponde direttamente il vice sindaco di Ragalna, Lucia Saladdino. Le telecamere verranno collocate ed entreranno in funzione proprio nei prossimi giorni. Se non ci sono imprevisti, prima di Pasqua sarà già tutto assolutamente operativo. Ed è corsa contro il tempo per bonificare il territorio. Bobcat e mezzi comunali di Ragalna sono in azione da giorni per rimuovere tonnellate di rifiuti. Da tempo auspicate e rallentate dalla solita burocrazia, le telecamere fortemente volute dai privati stanno per entrare in funzione. Incivili e piromani avvisati, mezzi salvati. Davvero un bel successo. Adesso andiamo a Palermo, dove sono state denunciate 18 persone, fra loro 14 minorenni, per gli scontri che si sono verificati in diversi punti della città. Ricorderete, nei giorni delle Vamp di San Giuseppe. Gli indagati erano organizzati in modo quasi militare, in previsione proprio di possibili scontri. Dalle immagini in possesso degli investigatori, infatti, si nota la divisione dei ruoli tra chi lanciava sassi e bottiglie, chi aveva il compito di accendere le vampe e chi riforniva di molotov e sassi. Nel corso degli scontri sono rimasti feriti 3 poliziotti e un carabiniere. Catania, l'arcivescovo Renna, dal mistero della Pasqua impariamo a vivere con responsabilità e spirito di pace. La speranza cristiana non deve fermarsi davanti al buio della morte e della violenza. Adelaide Barbagallo.
Dal mistero della Pasqua reimpariamo a vivere, perché se l'umanità è sull'orlo di un conflitto di vasta portata e paesi cristiani o che credono in un Dio unico sono in guerra, vuol dire che dobbiamo tornare alla lezione della croce e della vera umanità. In Arcivescovado a Catania il messaggio di Pasqua di Monsignor Luigi Renna. Sembra tante volte che abbiamo disimparato che cos'è l'amore per la vita. Reimparare a vivere dalla risurrezione significa percorrere la strada che va dal cenacolo al Getsemani, alla croce e poi al giardino della risurrezione. L'arcivescovo invita ad entrare nel cenacolo per imparare il senso di responsabilità con la lezione di Cristo che si china e lava i piedi degli apostoli, a reimparare la pace entrando nel Getsemani per riascoltare le parole di Gesù che invita l'apostolo a rimettere la spada nel fodero, e sulla via della croce a reimparare il senso di responsabilità e prendersi cura degli altri. Infine un augurio speciale alla città. La Pasqua, facendoci contemplare il Cristo che ha saputo vincere tutto ciò che è morte, ecco, faccia risorgere Catania e faccia sì che il suo amore per la vita diventi amore non per una vita impersonale, ma per la vita delle persone. Restiamo a Catania, trova un portafoglio a terra e lo porta in questura. Assam, un migrante libanese, non ha avuto dubbi. Sono felice di aver aiutato un turista. Giusy Lazzara. Tutto in un attimo. Trova un portafogli con denaro e documenti a terra in piazza Duomo a Catania. Per un momento esita. Sam è un migrante libanese richiedente asilo politico da 7 mesi in città. Decide cosa fare e corre alla locanda del Samaritano, dove è ospitato per dormire, e racconta tutto alla volontaria. Insieme vanno in questura e consegnano il portafogli. Assam non parla l'italiano, solo in arabo racconta. Sono una persona onesta. So qual è il valore dei documenti e sono felice di avere aiutato un turista. Caso volle che nello stesso momento che aveva smarrito il portafogli di passaggio a Catania era andato a denunciare. I due si incontrano. Lui parlare grazie mille, tu bravo ragazze. Naturalmente il sollievo di entrambi per un gesto normale che diventa straordinario nell'assoluta indifferenza imperante. Un gesto davvero bellissimo, bravo Assam, grazie. Ad Agrigento, nella cattedrale di San Gerlando, è andato in scena il pianto della Madonna di Jacopone da Todi. Descrive le ultime fasi di vita di Cristo e fra gli interpreti c'era Ester Pantano. Sentiamo Davide Sardo. La settimana santa agrigentina è anche artistica, tra rappresentazioni teatrali evocative e suggestive. È il caso del pianto della Madonna, una lauda drammatica di Jacopone da Todi. È stata in scena nella cornice normanna della cattedrale di Agrigento, intitolata al patrono San Gerlando. L'iniziativa, ai piedi della croce, è stata promossa dal MUDIA, il Museo Diocesano Agrigentino. Il pianto della Madonna si focalizza non tanto sul patimento del Cristo negli attimi prima della morte, ma sulla sofferenza della Madre Maria, la sua passione nell'assistere alla morte del figlio accettando la volontà di Dio. Tra gli interpreti dello spettacolo anche la nota attrice siciliana Ester Pantano, reduce dal successo della fiction Macari. Approfitto per parlare delle madri palestinesi e di questo periodo e quindi di quello che sono come se fossero veramente tante madonne, come se questa perdita di figli continua deve assolutamente cessare, i figli della nostra terra, i figli in generale di tutto il mondo, e quindi stop al genocidio. Ho raccolto una parte molto pesante, insomma, è un ruolo che sicuramente doveva essere fatto con misura e dignità e anche e soprattutto umanità. Quindi noi abbiamo impostato lo spettacolo proprio, la rappresentazione proprio sottolineando questo aspetto umano della Madonna. Nessuna glorificazione astratta della morte di Cristo, ne emerge invece tutta la sua umanità che gli attori hanno reso bene in evidenza. All'evento un numeroso pubblico, compreso l'arcivescovo Alessandro Damiano. TV da stasera su Canale 5 la nuova serie girata a Catania, le vicende del vicequestore Vanina Guarrasi, tratte dai romanzi di Cristina Cassascalia. Tra gli attori i siciliani Giusy Buscemi e Claudio Castrogiovanni. Una bella vetrina per la città etnea. Eva Spampinato. Mi chiamo Vanina Guarrasi.
vicequestore Vanina Guarrasi. Agatino, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Da Palermo a Catania per fuggire da un passato complicato e da se stessa, Vanina Guarrasi è la protagonista della nuova fiction Mediaset che debutta questa sera in prima serata su Canale 5 e con la sicilianissima Giusy Buscemi protagonista è anche Catania, sempre in primo piano fin dal titolo della serie, Vanina, un vicequestore a Catania. Insieme a loro mi trovo ad affrontare i casi più disparati e a trovare risposte a domande molto, molto difficili. Dopo Montalbano, Macari, Squadra Antimafia, la Sicilia torna sul piccolo schermo con una nuova serie tra giallo e poliziesco. 4 puntate tratte dai bestsellers di Cristina Cassar-Scalia. 4 mesi di riprese sotto il vulcano hanno fatto del capoluogo etneo un vero coprotagonista. Vanina, dopo una brillante carriera nell'antimafia a Palermo, ancora stravolta dalla morte per mano mafiosa del padre ispettore di polizia, ricomincia proprio da Catania e dalla sezione omicidi della questura. Via col cellulare, ci vogliamo fare ridere dietro. Tra gli altri attori siciliani troviamo Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, il catanese Danilo Arena. Squadra unita. Viva, facciamo una breve pausa, tra poco la vigilia del campionato della Catania, atteso domani dalla sfida a salvezza con il Giuliano. State con noi. Insieme con il calcio, domani l'anticipo contro il Giuliano che attualmente, il Catania scusate, è attualmente in ritiro, cerca una scossa così al suo campionato. Il momento è complicato, la zona play-out sempre più vicina, occorre una vittoria per evitare qualsiasi pericolo. Francesco Triolo. Il momento di stare uniti, di superare errori e risultati negativi. Il Catania vuole, anzi deve ripartire e deve farlo nel silenzio di un Massimino che domani sera sarà deserto per via della squalifica. Contro il Giuliano i rossazzurri non possono più sbagliare. La sconfitta di Torre del Greco ha dimezzato il vantaggio sul quintultimo posto che porta ai play-out e che vanificherebbe il percorso in Coppa Italia con la finale di ritorno ancora da giocare. Il vicepresidente Vincenzo Grielli è stato chiaro, occorre non rassegnarsi, ma anzi che gli errori siano una spinta in più. Quello che Zeoli sta cercando di far capire anche alla squadra, che vuole ritrovare quella serenità che sembra smarrita. Il tecnico sta lavorando anche per ritrovare una continuità di gioco che non ha quasi mai espresso la squadra fin qui. Quello che la società chiede, quando mancano 5 gare alla fine della stagione regolare, c'è ancora tempo per un sussulto d'orgoglio. Sul fronte formazione difficile possa essere l'11 titolare Chiricò, protagonista di un diverbio con Zeoli, che deve dosare anche le forze di Di Carmine e Cicerelli in vista della partita contro il Padova. Probabile che dal primo minuto giocherà Peralta come trequartista dietro le 2 punte. Tutto dipende però dal modulo che Zeoli utilizzerà, se il 3-4-1-2 oppure il 4-3-3. In quel caso potrebbe agire da mezzala con una chance anche per Chiarella. Il dubbio principale, insomma, sarebbe solo la scelta dei 2 mediani. Serve uno scatto d'orgoglio, come detto, e di carattere per il Catania e questo è il momento in cui deve farlo. Il nuovo allenatore della Saturnia è Camillo Placì. La società castellese comincia a svelare le sue carte per la prossima stagione, nella quale sarà impegnata nel campionato di volley maschile di Serie A2 con l'obiettivo di ritornare in Superlega. Nella società del presidente Pulvirenti arriva dunque un allenatore di livello internazionale che nella sua carriera ha conquistato tanti trofei ed è già al lavoro con il direttore sportivo Piero D'Angelo per formare il nuovo roster. Gli addetti ai lavori ci segnalano 2 realtà inquietanti che riguardano la cultura diffusa tra i nostri giovani. A Catania il presidente del Tribunale per i minorenni di Bella ci fa sapere che tra i ragazzi della città, in primo luogo quelli che commettono reati, ma non solo, insieme con l'indifferenza di fronte all'illegalità, resiste il mito di Nicto Santapaola, uno dei più potenti e sanguinari capi di Cosa Nostra, ora anziano ma sempre al 41 bis, che deve scontare un cumulo di ergastoli anche per capaci e per l'assassinio del coraggioso giornalista Pippo Fava. Il mito di Santapaola, ci rendiamo conto? Ebbene sì, e questa cosa fa il paio con quanto denunciato a Palermo dal presidente dell'antimafia Cracolici, e cioè la mafiosità come stile di vita cui ambiscono i ragazzi. Sì, signore, non interessa più tanto l'adesione a Cosa Nostra in sé,
quanto l'appropriarsi dei suoi peggiori stili di comportamento esterni. E a Palermo, ricorda amareggiato Crecolici, questo vuol dire anzitutto andare in giro armati, con la pistola. E infatti ecco spiegati i 3 recenti delitti a colpi di arma da fuoco proprio nel capoluogo, nelle risse tra giovani davanti a locali e discoteche. 3 morti. C'è da riflettere, oltre che ringraziare chi tutto questo lo combatte ogni giorno, forze di polizia, magistratura. Occorre una grande battaglia culturale tra i nostri ragazzi, che deve prima di tutto cominciare dalle scuole e contemporaneamente coinvolgere amministrazioni, associazioni, società civile, comunicazione. Dobbiamo darci da fare, non c'è davvero tempo da perdere. Grazie, ci rivediamo alle 20, buon pomeriggio.